Ciao, sono Luca, in arte Phil Flow, e produco musica tech house. Il progetto nasce più come una valvola di sfogo dal mio progetto iniziale Debor Kids, in cui facevo EDM, electro e dubstep. Sentivo il bisogno di portare il gioco ad un altro livello, no? Come si suol dire. Ho avuto la fortuna di incontrare Christian a calcio, e anche lui condivideva la mia stessa passione, e ci siamo detti, perché non proviamo ad andare in studio e a buttare giù 2 tracce, a vedere come realmente viene poi il discorso, no? Appena ci siamo trovati, gran feeling, abbiamo buttato giù le prime tracce uscite su una bella label, quella di Alfred Assetto, ex DB Boulevard. Da lì abbiamo avuto un discreto successo, e questo ci ha invogliato a continuare la nostra avventura, diciamo, no? Poi nel tempo si è evoluto, e adesso sono rimasto solo, però concentrato al 100% su quello che voglio fare, insomma. Ecco. È sempre stato più facile lavorare all'estero per il genere che faccio. Musica tech house qui in Italia è un po' più difficile, sia a livello di club che dagli ascolti, diciamo, no? Raggiungi meno persone in Italia, ecco. Abbiamo dovuto andare sempre all'estero, abbiamo suonato ad Amsterdam 2 volte all'Ade Festival, abbiamo suonato in Germania, abbiamo suonato in Inghilterra, comunque l'abbiamo girata un po', no? La situazione è totalmente diversa, è divertente, è bello, e lo vedono veramente come un lavoro. Qui è un po' frainteso, la gente non capisce, non sa bene quello che fai, non si interessa, c'è meno cultura della musica club, secondo me, e questo un po' mi frena, no? A volte, perché dico, ma cosa sto qua a fare? Poi in realtà non è vero, nel senso che vedo che appena esce qualcosa di nuovo, pubblico qualcosa all'estero, ho un bel riscontro, e quindi questo mi fa da contropeso, ok? E questo mi invoglia a continuare, ecco. Sì, il discorso è che deve arrivare tutto dalla tua passione, no? Quindi cerco di produrre sempre quello che mi piace al 100%. Tante volte scarto delle tracce che magari anche i miei amici o la mia ragazza, a cui faccio sentire per primi, mi dicono che sono belle semplicemente per il fatto che non mi rappresentano. Quindi una traccia mi deve rappresentare al 100% a livello di melodia, di drum, di groove. Devo essere io, quindi tutto ciò che sentirete è mio, e sono io, quindi non parliamo di cose che faccio semplicemente per il mercato o per arrivare a nuovi fan, diciamo, ecco. Questa è la mia passione, deve essere il mio lavoro, ma la mia passione prima di tutto. Tracce nuove ce ne sono tante, materiali di qualità secondo me. Ho semplicemente aspettato a rilasciarle perché in questo anno e mezzo la situazione è un po' difficile, no? Musicalmente parlando, quindi materiale ce n'è. Ho una super collab con un artista molto grosso americano che aveva fatto una hit nel 2013, altro non posso dire per ragioni di contratto, quindi lo scoprirete seguendomi, insomma, ecco. La mia musica la trovate online ovunque, su qualsiasi store, da iTunes, Apple Music, Amazon, Beatport. Soprattutto Beatport, comprate le tracce, maledetti, vi vedo, e cercate Phil Flow col punto esclamativo.